Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera che è giovedì alle live splash del vostro Marinetto Renziano con le Sibille e abbiamo il Degallo. Buonasera a tutti. Ho già fatto tutti i rumorini che potevo fare prima della diretta, io devo approfittare adesso perché sennò dopo me li stanchi tutti. Altro che magia qui, esatto, effetti speciali. Infatti uso la mascherina. Lei no, rischia. Vabbè, ma se non ci arrestano adesso per molestie intellettuali. Bene, cari amici, noi siamo qui ancora per rispondere con le Sibille alle vostre domande. Mi raccomando, nome, cognome, data, DNA, certificato Covid. Adesso che è andato al governo la signora Meloni, adesso come facciamo? Vabbè, fa niente, va, chiudiamo un occhio. Silvia, cosa ci racconti? Cosa racconti dei nostri... Beh, intanto ben ritrovati, vi ricordo che gli appuntamenti della settimana sono il martedì alle 21:15 sempre sugli soliti canali, sono ben 3, vi ricordo che trasmettiamo anche in questo momento da 3 canali diversi, quindi il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube e il nostro gruppo Facebook che ricordo essere... Da 3 canali diversi. Cosa succede? No. L'eco. Il gruppo I Casti Sacerdotali e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Quindi se vi piacciono queste discipline, ricordo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, se vi piacciono queste discipline siete benvenuti, chiedete pure di iscrivervi al gruppo, nel quale tra l'altro quotidianamente condividiamo materiale che riguarda proprio questi ambiti, quindi circuiti radionici, video di spiegazione, dispense. Questo ad esempio è il nostro ultimo lavoro che abbiamo messo a disposizione il 4 luglio 2022, sempre in work progress, cioè sempre... Esatto, poi passiamo delle fasi di test e poi fasi di divulgazione, quindi a seguito di numerosi utilizzi e tante applicazioni con buon esito abbiamo poi deciso appunto di divulgare gratuitamente. Sottolineiamo 2 volte gratuitamente. Esatto, come gratuitamente troverete tantissimo materiale nel nostro sito www.ilcapitano.intervista.org. Il sito ha questa home page, quindi quando accedete al sito vi accoglie questa pagina e nel sito troverete tantissime sezioni con materiale che potete scaricare e applicare fin da subito. Sì. Nelle varie dispense ci sono comunque anche delle spiegazioni di utilizzo, seppur brevi ma comunque ci sono. I concetti basilari di radionica e radiestesia invece li trovate nei nostri canali YouTube, nelle varie sezioni e playlist dedicate proprio alla radionica e alla radiestesia. Quindi se amate imparare, apprendere, desiderate conoscere un'antica disciplina basata sull'applicazione delle onde di forma e quindi sulle frequenze e quello che sono i cambi di energie che possono essere applicati proprio tramite stringhe numeriche, forme geometriche, ma anche proprio col pendolino, bene, siamo qua per voi, sia nei nostri canali, come vi ho detto, sia nei gruppi, scusate, Facebook e nel sito. Se poi desiderate sviluppare un percorso, imparare a usare il pendolino, imparare a usarlo anche in maniera più settoriale, quindi per l'applicazione di quello che possono essere guarda tu, una chiamata in arrivo da numero sconosciuto di sicuro, perché vedi che non mi viene nessuno, quindi sappiate che ai numeri sconosciuti io non rispondo mai, quindi non affannatevi a chiamarmi con numero sconosciuto. Bene, detto questo pippone della Ildia, adesso parte il Marietto, no? Parte il Marietto. Infatti, prima ho tolto la mascherina perché la Ildia mi ha detto, ma con tutti quei peli attaccati, ma proprio questa mascherina, infatti per questo mettiamo sempre lo screenshot davanti, così non vedete che tiro giù la mascherina. Però questo io non lo dico perché il Marietto queste cose non le fa. Comunque, ritorniamo sul nostro campo di battaglia. Noi viviamo anche di operazioni magiche, di sigilli, e quindi proponiamo, ad esempio, se c'è gente che ha delle problematiche per la casa, infatti dopo risponderemo alla nostra amicizia che cade proprio fagiolo, no?
che ad esempio ha una problematica. Bene, chiaramente, come dice sempre Mariette, le vacche quando escono dalla stalla poi per rincorrere è difficilissimo. Quindi per tutte quelle persone che hanno un'attività, una casa, roba del genere, il vostro magnetro veneziano, il De Garda, propongono e vogliono far conoscere i sigilli di Mosè, che sono proprio preposti a queste cose qua, cioè a tenere il più possibile in protezione le cose materiali. Sì, ce ne sono tantissimi. ma non solo. Certo, l'applicazione dei sigilli è veramente immensa. vasta, immensa, poi ne esistono di tantissimi tipi, qualità e certo. con caratteristiche diverse, si appellano a intelligenze divine, quindi angeli, possiamo definirli angeli in modo molto semplificato, angeli diversi, quindi in base a quella che è la situazione che state vivendo, o soprattutto quali sono i blocchi che si ripetono nella vostra vita e che quindi diventano una specie di circuito, no? Che ritorna e ritorna e ritorna e che si blocca sempre più o meno nelle modalità simili. Bene, possiamo intervenire per modificare questo proprio tramite l'applicazione dei sigilli. Questo invece è importante. Questo invece è importante, quindi il pippone continuo io, e quindi voi come sapete i sigilli sono importanti, però c'è sempre un però. Ci sono quelli di Mosè e quelli di Marte. Marte, voi sapete, Marte o quelli salomonici, mettiamoli giù così, che sono cuciti addosso alle persone, ad esempio per lavoro, per cose materiali, e quindi ce ne sono 44 e generalmente l'ideale sarebbe averli tutti, perché quando noi nasciamo abbiamo dei buchi energetici vibrazionali. Comunque dovete sapere che noi abbiamo anche questa possibilità. Oppure il ciondolo magico, l'albero sefirotico, che serve proprio per protezione da tutte queste cose che puntualmente possono succedere. Nell'eventualità invece sempre, invece se vogliamo avere un profilo più largo, sigilli di Mosè. Dopo novità importanti dalla centrale telefonica? Sì. La gastrite come sta andando? Peggiora. Peggiora. Alla sicula, no? Qui abbiamo 2 siculi in casa, extra marchigiani, no? Qui si amplificano i dolori e parte una scoreggina e poi dopo si monta un caso. Allora sì, però noi siamo con voi e adesso penso che il pippone l'hanno digerito. E Ildia, cosa pensi se non è che gli viene la gastrite anche loro? Viene la gastrite anche loro perché alle 7:30 ha una conferenza molto importante. Esatto. Adesso vediamo un po' e abbiamo qui già delle belle domandine, mi raccomando, nome, data di nascita, vediamo. Domanda formulata in modo chiaro, completo, di informazioni. E via, sapete che se volete un consulto noi siamo sempre a disposizione, 20 euro 45 minuti. Bene, adesso partiamo con una domanda di una persona che non mi sembra di aver mai risposto io. Allora, la Elena Lorenzini fa una domanda bomba ed è 65. Allora, oggi vi chiederei cosa dicono i simili in merito a una causa che mi ha fatto un costruttore che si è occupato della ricostruzione della nostra casa. Allora, di solito è chi ha la casa che fa la causa del costruttore, invece di volte è il costruttore che ha fatto la causa. È giusto quello che ho capito, Elena? Anch'io ho capito così. Cioè, praticamente il costruttore ti ha fatto una causa, poi ci sei batti un colpo, vediamo un po' se la nostra Elena c'è, vediamo un po' se ha fatto, cioè praticamente il costruttore ha fatto di solito è esattamente l'opposto. Ma vogliamo rispondere prima o poi qualche domanda? Io sto aspettando alle 7:30 perché ho un consulto. Dai, rispondiamo e vediamo come va. Sì, anche noi abbiamo fatto... ok, la domanda deve essere chiara. Perché vediamo un po' come andrà questa situazione. Dai, via, c'è una bella bagarre e le sibille vediamo cosa fanno. Cosa ci raccontano di come andrà questa situazione. Va bene. Sapete che noi sdrammatizziamo sempre. Certo, ma chiaramente... certo. Allora, falsità e fortuna. Hilde, come la vedi?
Ma un po' di pazienza che la situazione sembra volgere al positivo. Occhio, comunque la falsità può preannunciare qualche insidia. Qualche colpo basso, qualche colpo sotto cintura? Dai Però, 90 centimetri in però giù? se ci sono in ballo delle, come dire, Potrebbe essere anche opportunità, se ci sono in perché ballo delle cifre, quindi come dire, un è un risarcimento. grande punto di domanda, perché aspettiamo l'evolversi delle nostre sibille. Vediamo cosa raccontano. Allegria, fedeltà, leggerezza. Hilde, ma l'aspetti che pestarmi calli? Non sono io. No. No. Ma guarda, a me ti dico già il finale, perché io cosa ci dicono le sibille? Ma sembra proprio che il giudice alla fine si vede proprio il giudice che dà un esito positivo. Sì, sembra quasi che il giudice, ma però il costruttore a loro. E qua il punto di domanda. Ma noi stiamo guardando per Elena, mica sì, ma è il costruttore che ha fatto la causa loro. E lei la controcausa. Abbiamo posto un po' la Una domanda. domanda un po' in modo difficile, perché secondo me qualcuno vince. Ma va, non è un pareggio? No, Elena, fate scherzi. No. Qui si vede il giudice e tu che sei molto forte, Esatto, e alla fine alla fine certo, la cosa va. vedi, te la faranno sudare, anche perché diranno tutto il contrario di tutto. Adesso noi stringiamo. No, ma io la riprendo anche un attimino sì, dai, più indietro. analizza. Lui ha dato già l'esito finale, effettivamente alla fine avrai ragione tu, ma qua secondo me non solo, cioè, c'è un ricorso che viene fatto. Esatto, cioè io ho detto che la cosa, cioè la cosa è che alla fine vincerai, certamente c'è un tutti contro tutti, io dico, tu hai detto, insomma, melatonina, Prozac e queste cose qui serviranno sì. Perché ci sarà praticamente una bagarre, ma alla fine, e infatti io ti vedo sospirare molto, avere molti, e poi anche, vedi, questa qui, molto nervosismo, molto, come dice la Hilde, sarà dura, non sarà una passeggiata, però alla fine la vinci. Così come potrebbe dire sì, che alla fine le vince entrambe, vedi che l'allegrezza al cuore sono sempre le due opzioni, certo, quindi certo. Dovreste avere ragione su tutta la linea, però non sarà facile. Non sarà facile perché ci sarà un bel... esatto. Questo costruttore non è che dice proprio tutto. Diluisce un po', però quindi stai attento ai colpi bassi sotto la cintura. Andiamo avanti. Vediamo un po'. La Elena, infatti, cosa dice? Non è ancora finita, ne studiate altre 7. Altre 7 te lo garantisce il Marietto, mette la mano sul vicino di casa, sul fuoco. Ah, sul vicino di casa? Del vicino di casa, no, studerai altre 7, alla fine la vince. Ok. Allora, andiamo avanti. Vediamo quale altra domanda. Allora, io vedo una Jenny. Marietto, vorrei sapere se va bene per me il lavoro che inizierà. Prego, Elena. Allora, la Elena, scusate perché un ringraziamento fa sempre piacere. Però Elena, la prossima volta passa da noi, fai un consulto prima, ti eviti un sacco di cioccolate e vivi tranquilla. Questo, infatti i nostri clienti dormono un po' tranquilli, quelli che si fidano noi tutti dei nostri operation. Se no si cura dall'avvocato, il dottore, il magistrato, e poi psichiatra, e poi è bello che poi quando non dormi, non è che non dormi oggi, tra 10 anni ti verranno ancora fuori questi pensieri. Vabbè, però io non dico niente. Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto Jenny che inizierà. Cioè, vorrei sapere se va bene per me il lavoro che sto iniziando. Lei inizierà a lavorare il 2 novembre, quindi deve Jenny, iniziare ci puoi dire che tipo di lavoro è? Lei però è Emanuela, anche se Jenny è il suo nickname. Gli hanno cambiato cognome, l'ha battezzata in 2 minuti. Manuela, ci puoi dire come si dice, che tipo di lavoro è, tanto per?
non si capisce. Boh, ma prima di tutto c'è la Jenny o si è smaterializzata? Infatti vi ricordo, mi raccomando, che se venite scelti date cenno di essere presenti. No, non c'è la Jenny, mi sa che è sparita. Bene, andiamo avanti con un'altra E domanda. allora vediamo un po'. Perché fate la domanda, poi andate via e quindi noi parliamo da soli, mi raccomando. Bene. Vabbè, adesso proviamo a chiedere a chi altro. Ok. Abbiamo già risposto. Sì? No, la Jenny! Dispositivo elettrico medicale. Ok, dai, vediamo se la nostra Jenny ce la fa. Va bene. Vediamo. La Jenny c'è, la Jenny ce l'ha fatta, è con noi. Beh, vediamo un po'. Ok. Se andrà bene questo lavoro qua. Io le ho mischiate, Jenny, Emanuela, scusa, Emanuela. Il taglio è pesante, vedo che ci sono... o hai passato un periodo impegnativo? Probabilmente ancora nostalgia di una situazione... Sono quasi un funerale. Probabilmente c'è stata qualche situazione che aveva magari necessità di o richiedeva particolare pazienza, attenzione. È una situazione difficile. Il taglio fa tremare un po' le gambette, però vediamo. Il taglio fa tremare le gambette. Ve lo dico io, il taglio fa tremare le gambette. Beh, però, dai. Allora, partiamo, Emanuele, partiamo dal presupposto che è un periodo storico difficile. E quindi già avere e trovare un posto di lavoro non è facile per nessuno attualmente, e riuscirlo a ottenere è ancora più difficile. Allora, nel passato vedo che tu sei una donna, una persona importante, nel senso che sei caduta molte volte, ti hanno attaccato, ma sei sempre riuscita a stare sicuramente dalla sua c'è la costanza, la fedeltà, ha delle qualità importanti questa nostra amicizia, però purtroppo hai avuto molte delusioni perché mi sa che ti hanno rubato alcune volte nella vita qualche posto o ti hanno di nascosto aggredito, rimpiazzato, magari qualche situazione che avrebbe potuto diventare più stabile, più definitiva, si è trasformata in qualcos'altro. Quindi ci sono stati o competizione o delle situazioni che insomma non sono state proprio piacevolissime. Di fatto il colloquio è andato molto bene, quindi ci sono delle ottime possibilità. Qua, vedi, tu stai aspettando e sei molto volonterosa. Esatto, però, sa che deve darsi da fare, non teme questo. Però stai attenta, perché per i prossimi mesi io vedo un piccolo blocco, con... Forse dovrà cambiare le persone con cui va a parlare, provare a orientarsi su o estendere, no, la cerchia di persone che va a visitare proprio per queste cose. Ma la smetti di calpestare i cali? Ma non sono io. È il coccodrillo. È scappato di nuovo il coccodrillo. Comunque. Qui c'è un peloso nero. Allora, vi saluta anche Achille, quindi il peloso nero è il nostro cane. Esatto, qua, il nostro rigatore. Eccolo qua. No, eccolo. Allora, quindi probabilmente dovrai rivedere il tipo di persone, no, che vai a contattare, quindi ci sarà una modifica di questo tipo e un'espansione. Devo dire che se ti orienterai anche forse addirittura con luoghi un po' più lontani, quindi se estendi il raggio d'azione, non voglio dire all'estero, perché non so dove che vai, se lavori oltre confine, se devi lavorare con altre regioni. È una persona che darà molto nella tua effettivamente attività. Ti darà dei risultati soprattutto, sembra legato soprattutto ai posti più distanti rispetto a dove sei tu. Quindi, però in ogni bel film c'è sempre un però. Un problemino. Ci sarà un problemino legato al 99,9% a una collega di lavoro. Stai attento che questa qui è pericolosissima. Però di fatto io non la vedo in grande difficoltà. No, beh, tu non sarai in grande difficoltà perché sei una donna che ha delle qualità importanti, però stai attenta che entro un anno
capirai che non tutto l'oro... non fidarti ciecamente. Se vedi un asino che pensi di essere un cavallo, ricordati che ogni tanto Raglierà. Quindi attenzione che ci sarà. Comunque, tutto sommato, con i tempi che corrono, sarà una posizione importante. Sì, allegrezza al cuore, allegria. Quindi, a parte questa persona... Avrai delle soddisfazioni, importanti. Andiamo avanti, cari miei. Andiamo avanti, perché tra un po' mi entra telefonata dall'estero. Vediamo un po'. Prego. Grazie. Jenny, vai tranquilla che sei seduta sulla sedia giusta. Allora, vediamo un po'. Questo? Sì, va bene. Però la data è scritta giusta. Ornella, ma mi spieghi che data è? 1900... Allora, noi abbiamo bisogno del nome, della data di nascita. Codice fiscale? Gruppo sanguigno, DNA, no, stiamo scherzando. Certificato COVID, nome, data di nascita e poi effettivamente la domanda, una domanda mirata. Perciò questa 19867 è il numero di sembra telefono. Un PIN, però non è non è ci che serve. Magari è scritto il PIN della banca, no, perché qui magari ci vedono 200. Passiamo a un'altra domanda. Dai, adesso guardiamo la nostra Simona. La nostra Simona, ci sei? Simona, se ci sei, batti un colpo. Vediamo che c'è un commento nuovo. Ormai abbiamo la nostra Simo. Dai, Simo. E poi magari Simo non c'è, dobbiamo ripescare Ornella. Vediamo se la Simo c'è. La nostra Simo non ci abbandona mica così su due piedi. Allora. Vediamo un po', dai. Ciao Marietto, chiedo sempre per mio figlio del 95 che alla fine si è licenziato a metà ottobre, insomma, ha aperto partita IVA perché gli hanno proposto un lavoro, ha pagato molto bene. Non è soddisfatto, quindi lui non ha la ricerca di un lavoro, però da dipendente, fatto colloqui, era quello che sta cercando. Ecco, Simona ci ha raccontato tutto, bravissimo. Però Simone dobbiamo togliere questo qui perché se no vedi più le sibille. Esatto, non si vede la stessa. No, allora togliamo. Quindi, la cosa è chiara, il commento. Nascondiamo. Ok, vabbè. Lasciamo solamente questa cosa qua, tanto perché è la nostra Simo. Esatto. Vediamo un po' come andrà la situazione. Io dovevo praticamente saltellare. Per saltare sopra. Però ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo. Se tutti scrivessero così è qua. Deve stare attento che mi sa che cercheranno di rubargli qualcosa che è già suo. Magari di deviare qualche risposta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Il nostro figlio della nostra Simo, E in effetti non è facile, qui aveva un buon contratto una volta. Qui sì, ma aveva un buon contratto una volta, caspita, guarda qua che bello, poi da lontano è successo un patatrà. Sembra quasi che... Aveva delle aspettative su qualcosa che magari gli piaceva di più, no? Perché qua c'è un maggiore coinvolgimento, quindi ha colto l'occasione per chiudere, però vedi che non era messo male tuo figlio col contratto. Sì, aveva un contratto bomba, qua si vede, cioè qua nel passato lui aveva un contratto bomba, poi si vede che o ha visto qualcosa, o gli ha fatto vedere qualcosa. Di buono c'è che è un ragazzo volenteroso, quindi si sta dando da fare, ecco, non è... Solo che molte cose sembrano comunque andare bene, ma poi si creano queste attese, queste lungaggini, quindi diciamo che per ora c'è da aspettare un po', nonostante lui non starà con le mani in mano, si capisce. Si vede che c'è un'occasione, ecco qua, si vede che c'è un'occasione importante che avverrà a breve, quindi nell'arco di un mese, massimo 2, dovrebbe già effettivamente avere delle buone occasioni, forse più colloqui, più incontri. E quello che si vede comunque però è una stabilità incerta, come se vedi, c'è la vecchia signora, quindi l'idea di un qualcosa che possa essere duraturo, oppure una donna più grande con cui lui avrà a che fare.
e che effettivamente... che magari lo lusinga anche, perché vedi, guarda, ci sono... infatti, Simo dice che infatti qui... si vede Simo. E si vede che le cose sono cambiate. Qua è vero che lui ha deciso di cambiare, ma è anche vero che ha subito per primo un cambiamento. Quindi... Il problema, sai cos'è, Simo? Guardiamo il finale perché purtroppo mi entra questo... Il problema è che anche se ci sono delle occasioni... Vedi, però... lui si metterà... perché passerà un periodo importante, difficile, vedi, malinconia, lui si metterà molto a lavorare, però vedi, disgrazia e delirante, fanno capire che passerà un periodo un pochettino in salita. Peccato perché aveva un contratto bomba, ma poi sembra che abbia buttato alle ortiche quella posizione che aveva. E adesso troverà altre persone che gli proporranno sicuramente qualcosa e lui è bravissimo, è deluso ed è bravissimo, continuerà sempre a lavorare, però ci saranno delle problematiche che non si conoscono ancora. Guarda, potrebbe anche essere malinconia consonante sorpresa che poi questa opzione, questa opportunità che lui, questa proposta che lui riceverà sarà da una donna di cui non si dovrà fidare, perché è possibile che gli accordi siano di un tipo, ma che poi non lo paghi. O non lo paga come era convenuto, o che avranno veramente delle forti discussioni di qualche tipo. Quindi, purtroppo non è ancora al centro, cioè purtroppo è partita da una situazione estremamente vantaggiosa, sembra che sia stato un blocco tremendo e sta incanalando. È difficile, però noi speriamo, noi siamo sempre qui comunque. Ok, cari amici, noi siamo qui quando? Torneremo martedì sera alle 21:15, sempre su questi canali. Noi saremo ancora qui, quindi ti aspetteremo. Ecco, per le persone che non hanno avuto una risposta questa sera, si prospettano altre possibilità. Vi ricordo martedì 21:15 e poi di nuovo giovedì alle 19. Quindi non disperate, e poi siamo comunque sempre disponibili per consulti professionali. 20 euro, 40-45 minuti. Bene, cari amici.